Buongiorno, ben trovati, buona domenica telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Iniziamo come sempre dalla cronaca e dagli aggiornamenti sull'esplosione che ieri pomeriggio si è registrata a San Stino di Livenza. Ieri sera nel corso dei nostri telegiornali vi abbiamo dato la notizia. Restano gravi infatti le condizioni dell'uomo coinvolto dall'esplosione in questa abitazione. Siamo in Riviera Silvio Trentin, esplosione che come sapete ha causato anche un morto. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio poco prima delle 17:30, i residenti hanno udito il botto e si sono riversati in strada allertando i soccorsi e le forze dell'ordine. I pompieri arrivati da San Donà e Motta di Livenza sono entrati nell'abitazione e hanno portato all'esterno l'uomo ancora vivo ma in condizioni critiche, era privo di conoscenza, è stato caricato a bordo dell'elicottero e portato all'ospedale all'Angelo di Mestre. Per l'altro a terra non c'era più nulla da fare, il medico ne ha dichiarato quindi il decesso. L'uomo deceduto è Mauro Palamin di 60 anni, mentre il ferito è Domingo Cusin di 48. I due, Trentin e Cusin, erano noti per la loro passione collezionare ordini bellici storici. In base ai primi accertamenti dei pompieri, l'esplosione sarebbe stata originata dal tentativo di disinnescare artigianalmente un ordigno bellico, un colpo da mortaio di 70 anni fa e pesante, tra l'altro parecchi chilogrammi. Gli operatori hanno circoscritto, come avete visto anche dalle immagini, l'abitazione. Gli artificieri dei carabinieri si sono occupati poi di bonificare l'abitazione e di verificare l'eventuale presenza di altri ordini. Come vi dicevo, le condizioni di Domingo Cusin restano critiche, si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Mestre. E c'è un'allerta meteo in corso in questa domenica, un'allerta meteo di colore giallo, come sapete in questi casi ci sono le colorazioni. Un'allerta meteo che è stata decretata fino alla mezzanotte di oggi. Succede in Veneto ma anche in altre 10 regioni italiane. È prevista quindi un'alternanza di momenti di variabilità e di fasi instabili sulle Dolomiti in particolare. Per questo il centro funzionale decentrato della regione del Veneto ha dichiarato questa fase operativa di allerta per criticità idrogeologica nel bacino idrografico Alto Piave. Un'allerta gialla in una domenica di colore nero dal punto di vista del traffico, perché è la giornata del controesodo. Queste sono le immagini, lo vedete, della statale di Alemagna, poi il solito nodo nero critico di Cadola, quindi siamo nella zona del Bellunese, ma insomma il traffico è intenso e ci viene riferito un po' in tutte le arterie stradali del Veneto. In particolare nel pomeriggio è prevista grande affluenza a Jesolo, perché dopo 2 anni di attesa torna l'Air Show, lo spettacolo dei cieli. Queste immagini sono relative alle esercitazioni, alle prove generali di ieri proprio sui cieli del nostro litorale. L'evento, nato nel 1996, è arrivato alla 24esima edizione e si svolge quindi in questo fine settimana. L'evento clou oggi pomeriggio dalle 13 in poi e su tutto il passaggio attesissimo delle frecce tricolori. Ovviamente lo spettacolo sarà in qualche modo annullato, sospeso in caso di maltempo, però per il momento è confermato. Queste quindi le immagini che arrivano da Jesolo e che sono relative alle prove generali di ieri. Questa quindi la fotografia di questa domenica sul fronte soprattutto del traffico e dei forti flussi sulle strade. Allertata da questo punto di vista è anche la Polizia Locale di Treviso. Per questo do il buongiorno ad Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale di Treviso. Buongiorno comandante.
Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. Come procede questa domenica e soprattutto le chiedo se ci sono aggiornamenti sul fronte dei controlli. Voi siete sempre operativi, H24 anche di notte. Sì, devo confermare che il traffico verso Jesolo è decisamente aumentato in tarda mattinata, per cui le pattuglie sono dislocate proprio nelle direttrici verso Jesolo, però per ora fortunatamente solo traffico intenso ma nessun tipo di incidente stradale. Per quanto riguarda il bollettino notturno, ho proprio qui il resoconto delle pattuglie che hanno in servizio questa notte e devo dire che ancora una volta abbiamo dei verbali emessi per violazione del limite di velocità, in particolare 2 verbali a Sant'Abone, quindi all'interno dei quartieri, ed una patente ritirata con 1,17 grammi al litro a una 57enne di Belluno che è stata intercettata da una pattuglia appunto in servizio questa notte che stava zigzagando all'interno del PUT. E ricordiamo che 1,17 significa più del doppio del limite consentito dalla legge italiana. Quindi ancora una volta allarme alcol, perché effettivamente questo dimostra, il verbale e la patente ritirata questa notte, che la sensibilità per la sicurezza stradale è ancora molto lontana da acquisire da parte dei conducenti dei veicoli. Assolutamente. E comandante, questa 57enne bellunese si è giustificata in qualche modo? Ma guardi, con 1,17 faceva anche fatica a parlare, quindi difficilmente è riuscita a giustificare questo tipo, anche perché sì, non ci sono giustificazioni per mettersi alla guida con un tasso alcolico così alto, per cui la macchina naturalmente è stata affidata alla carrozzeria e la patente è stata immediatamente ritirata. E voi l'avete intercettata tramite il sistema di videosorveglianza e poi in qualche modo l'avete inseguita o era un controllo su strada? Guardi, noi dislochiamo le pattuglie sia in centro che nei quartieri e la pattuglia proprio che stava vigilando in centro storico ha intercettato questa macchina che stava zigzagando e quindi l'ha immediatamente fermata, quindi abbiamo evitato sicuramente un grosso pericolo sia per la conducente che naturalmente anche per gli altri conducenti degli altri veicoli, perché naturalmente una persona che va a impattare contro un altro veicolo significa la grande probabilità di farsi male, se non addirittura un incidente mortale. Incidente mortale come esattamente 7 giorni fa, che proprio a quest'ora stavamo terminando di rilevare questo incidente che poi si è rivelato essere mortale sulla Noalesi di fronte alla chiesa di San Giuseppe. Certo, è costato la vita all'85enne Ezio Renosto, che appunto è spirato all'ospedale dopo 2 giorni di agonia. Tra l'altro, comandante, ritornando alle violazioni di questa notte, mi diceva 2 eccessi di velocità, più o meno che tipo di violazione? Quanto? Siamo nell'ordine degli 80 km all'ora in centro abitato, dove vigono naturalmente i 50 all'ora, quindi significa una velocità direi importante, per cui fortunatamente queste persone sono state subito fermate, erano però in regola sotto l'aspetto del tasso alcolico, questo già è un fatto decisamente importante. Ecco, ci troviamo di fronte e stiamo raccontando un'estate per certi versi atipica da questo punto di vista. Abbiamo raccontato in questo agosto un'escalation di incidenti stradali, soprattutto nella Marca trevigiana. Voi nei giorni scorsi avete anche diffuso dei video shock proprio per promuovere una nuova stagione, se vogliamo definirla così, di prevenzione. Possiamo anche rivedere insieme quelle immagini. È davvero un'estate strana da questo punto di vista, comandante. Sì, in effetti l'ha definita bene un'estate strana sotto l'aspetto dell'incidentalità, in quanto a volte abbiamo registrato in certe giornate 4-5 incidenti, quindi significa incidenti magari di minore entità, quindi non mortali, però che distolgono ovviamente le pattuglie da altri servizi magari connessi alla sicurezza urbana, ma non con questo meno importanti. Per questo abbiamo deciso di divulgare queste immagini che si commentano da sé. Quest'auto era sul PUT e la curva è stata completamente disattesa. Ecco, rivediamola, possiamo anche rivederla. Eccola qui. Possiamo immaginare che cosa potesse essere successo se al posto di quella pianta, di quella rete, ci fosse stato un pedone, una mamma con un bambino o una bicicletta, insomma. Quindi è solo a volte questione di fortuna se un incidente considerato di minore entità come questo alla fine non ha creato morti o feriti, insomma, ecco. Poi il caso strano è che quella macchina poi ha proseguito tranquillamente, è uscita
dalla recinzione e ha proseguito tranquillamente la sua strada, quindi senza avvisare peraltro nessun tipo di organo di polizia. In quest'ultimo caso che abbiamo visto, un tamponamento, quando chiaramente c'erano due macchine che si stavano fermando per far passare questa bicicletta, quindi sicuramente la disattenzione è stato frutto sia del primo incidente che abbiamo visto che di questo, perché vediamo un tamponamento con un'auto che era chiaramente ferma. Ecco, questo cosa significa? Che la disattenzione veramente esatto. è proprio una delle cause principali degli incidenti in centro abitato. Sappiamo, dati Istat alla mano, che dopo la mancata precedenza la disattenzione è sicuramente la causa principale degli incidenti, ripeto, all'interno del centro urbano, ma sicuramente anche le mancate precedenze sono decisamente frutto di distrazione da parte dei conducenti, vuoi telefonino, vuoi altre cose, insomma, ecco. Certo. Fatte durante la guida che invece non devono capitare. Tra l'altro, comandante, noi adesso abbiamo visto delle tragedie cosiddette sfiorate, ma purtroppo in questo mese di agosto abbiamo raccontato tante tragedie vere e proprie, 11 le vittime, tra l'altro quasi tutti giovanissimi, sulle strade della provincia di Treviso. Sì, manca questa sensibilità e questa educazione alla sicurezza stradale. Giustamente il procuratore capo ha fatto presente come sia importante iniziare nuovamente questa cultura della sicurezza stradale. Lo stiamo facendo un po' tutti, organi di polizia, polizia stradale, carabinieri, questura, quindi ognuno deve fare il proprio compito. Ovviamente noi dobbiamo fare prevenzione, sensibilizzazione e anche controllare. Dire repressione è una brutta parola, però a volte serve, quindi i controlli non devono mancare. Naturalmente ognuno in questo momento sta facendo la sua parte. Come diceva giustamente il mio collega comandante della stradale, Simone Morello, è impossibile garantire in ogni strada una pattuglia, quindi qui bisogna che la sensibilità e l'educazione alla sicurezza stradale prenda piede nuovamente, come era successo un po' agli inizi degli anni 2000, quando anche con campagne shock, con veicoli incidentati lasciati in mostra davanti alle discoteche, i cambiamenti poi si sono visti, insomma, ecco. E tra l'altro, ecco, qui vedete le immagini di due incidenti che hanno sconvolto la Marca negli ultimi 10 giorni, di fatto prima appunto l'immagine di Via Argine tra Zensone e San Biagio, dove è morto Sebastiano Marsona, tra l'altro domani i funerali a San Biagio domani mattina, e poi appunto il cavalcavia che porta a Campico di Castelfranco, dove poche sere fa è morto invece Kevin Carraro, il 17enne che proprio oggi tra l'altro avrebbe compiuto 18 anni, travolto da questo SUV. Cosa si può fare? È la solita domanda, me ne rendo conto, comandante, nelle scuole soprattutto, perché qui sono quasi tutti giovanissimi. Certo, guardi, quello che fa la polizia locale ad esempio di Treviso, ma sono sicuro che anche gli altri servizi di polizia locale lo stanno facendo, è continuare ad andare nelle scuole. Ad esempio noi partiamo già dall'asilo a fare delle sorte di lezioni molto semplici, basate magari anche sul gioco, già ai bambini molto molto piccoli, poi proseguiamo alle scuole elementari, scuole medie e le scuole superiori. Addirittura c'è un campo scuola, diciamo, di educazione stradale vicino al comando, quindi quello è un campo scuola dove aspettiamo anche comuni dell'Interland trevigiano e lo mettiamo a disposizione volentieri questo campo scuola, perché le scuole possano venire a fare pratica vedendo i segnali, vedendo quelle che sono le regole da rispettare sulla strada. Quindi dobbiamo continuare a fare questo viaggio di educazione nelle scuole, e naturalmente con la collaborazione di prefettura, che naturalmente è sempre in prima linea da questo punto di vista, con la provincia e con tutti i tavoli tecnici che si sono formati in questi ultimi periodi, proprio per cercare di far capire quanto importante sia guidare in condizioni di sicurezza. Proprio, se vuole, ho un paio di dati di alcune sanzioni che abbiamo elevato nello stesso periodo dell'anno scorso, quest'anno, quindi da gennaio dell'anno scorso ad agosto dell'anno scorso abbiamo avuto un aumento di ben il 37% delle violazioni per guida con il telefonino. Le faccio un esempio con un dato molto semplice. L'anno scorso, ripeto, da gennaio ad agosto abbiamo elevato 103 sanzioni per guida con il telefonino, quest'anno siamo già arrivati a 142 sanzioni, quindi già un 37% in più di violazioni che sono state registrate. Anche il mancato uso delle cinture è aumentato decisamente, da 17 sanzioni dell'anno scorso a 41 già quest'anno. Questo significa che manca veramente la cultura della sicurezza. Una persona che si mette
a guidare col telefonino che risponde a un messaggio significa che sta guidando a occhi chiusi. Assolutamente. E quindi significa che può mettere in pericolo se stesso e naturalmente anche molte altre persone. E questi dati parlano assolutamente da soli. E senta comandante, un'ultimissima battuta a proposito di controlli, ma su un altro fronte, quello dei prezzi, perché in questi giorni siete impegnati, e mi sa che lo sarete sempre di più, su questo versante, di fronte al caro energia, al caro bolletta, al caro carrello della spesa. Voi potete intervenire, state intervenendo per evitare speculazioni e quant'altro. Certo, è un servizio che è stato molto apprezzato dai consumatori, che continuano a chiamare in comando per segnalare delle situazioni che a loro parere possono essere comunque abnormi o comunque non regolari. Quindi abbiamo iniziato a controllare una quindicina di supermercati, sia del centro storico che dei quartieri, individuando una serie di prodotti alimentari di grande consumo, come può essere lo zucchero, il tonno, la pasta. Per cui stiamo verificando, ripeto, con questo primo giro di questi 15 supermercati, e continueremo a farlo per capire se a distanza magari di 10-15 giorni lo stesso prodotto può essere aumentato di prezzo, e quindi chiedendo giustificazione agli stessi commercianti. Da qui peraltro devo sottolineare c'è una grandissima collaborazione, quindi nessuna caccia alle streghe, nessun atto di voler trovare una speculazione quando non c'è. Logico che la guerra dell'Ucraina ha sconvolto un po' tutti quelli che sono i parametri per fissare il prezzo. Alla fine comunque è il consumatore a decidere dove andare a comprare, quindi è il consumatore che deciderà se andare su un supermercato o su un altro. Voi, diciamo, in questo momento state mappando i prezzi e nelle prossime settimane ritornerete proprio per raffrontare i dati e capire se ci sono stati aumenti scollegati da quella che è la realtà, quindi per capire se ci sono o meno speculazioni. Comandante, grazie davvero per questa fotografia, la ringrazio, buon lavoro, buona domenica. Grazie a voi, buon lavoro a voi. E noi rimaniamo a parlare di temi legati alla sicurezza. Ci sono delle buone notizie che arrivano dall'Arma dei Carabinieri, perché in questi giorni stanno arrivando nuovi militari. Facciamo il punto con la nostra Valentina Visentin, che si trova al comando di Padova. Buongiorno, buona domenica Valentina. Sì, buongiorno, ci troviamo all'esterno del comando provinciale dei Carabinieri di Padova per parlare di sicurezza, ma soprattutto di nuovi carabinieri in arrivo nella nostra regione, 236 quelli assegnati recentemente alla Legione Veneto. Di questi 45 arriveranno proprio qui a Padova e saranno destinate a tutte le stazioni sparse nel territorio, un segnale di vicinanza al cittadino, e che insomma ne parliamo con il comandante provinciale di Padova, Luigi Manzini. L'Arma dei Carabinieri vuole dare un segnale importante di vicinanza e di presenza nel territorio, a dimostrazione insomma anche di questo periodo di pandemia in cui il Carabiniere è stato sempre di più un punto di riferimento per il cittadino. Assolutamente sì, come diceva giustamente, questi carabinieri saranno destinati alle stazioni, che sono l'organo principe, il reparto principe dell'Arma dei Carabinieri come prossimità al cittadino, perché come politica dell'Arma dei Carabinieri il militare deve prima imparare a essere appunto carabiniere, quindi viene destinato alla stazione e dopo può intraprendere tutta un'altra serie di carriere. Tanti giovani, soprattutto anche tante ragazze che si avvicinano all'Arma dei Carabinieri. Come mai i giovani sentono, insomma, e vogliono diventare carabinieri? Ma sono sicuramente giovanissimi, perché provengono questi carabinieri tutti dal mondo civile, hanno circa una media di 22 anni di età e tra questi abbiamo 16 ragazze tra questi 45. Probabilmente il fascino dell'uniforme, insomma questo periodo duro di pandemia ha consentito all'Arma di mostrare ancora una volta quanto la componente di prossimità sia importante, e probabilmente veniamo ripagati così, con questi nuovi ragazzi che vogliono partecipare, vogliono diventare carabinieri. E allora da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero alla nostra Valentina, insomma è una notizia davvero positiva per i temi della sicurezza, e c'è poi però la sicurezza sociale messa a durissima prova dal caro bolletta, dal caro energia. Nei nostri telegiornali anche ieri sera abbiamo dato la parola ai sindaci, alle categorie economiche. Sta aumentando la tensione, come sta aumentando la tensione sui prezzi, soprattutto quelli legati al gas. La situazione soprattutto nelle case di riposo è davvero allarmante, case di riposo che dovranno essere in qualche modo riscaldate ovviamente nelle prossime settimane. In montagna questo tema è ancora più sentito, quindi ci colleghiamo con Belluno perché il nostro Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi si trova all'esterno della casa di riposo di Belluno, la Sersa. Fabio, a te la linea. Grazie Cristian, grazie della linea. Vi abbiamo portato a Belluno di fronte a Villa Gaggialante. È un edificio cinquecentesco dove è stata collocata storicamente la casa di riposo amministrata da Sersa, una partecipata del comune. Una di quelle partecipate su cui si è accesa una lampadina perché i bilanci sono in rosso, non tutti i posti sono occupati, manca personale, non si trova personale e il caro energetico con le bollette che vanno aumentando preoccupa in prospettiva ancora di più di quanto non sia la preoccupazione sul presente. Abbiamo intervistato l'assessore competente con delega alle partecipate, il vice sindaco Paolo Gamba, e poi l'amministratore unico uscente della casa di riposo, perché con la nuova amministrazione verrà nominato un suo successore. Ve li facciamo ascoltare perché è una situazione che non riguarda soltanto Belluno, dove forse è più grave anche per la vetustà di questo edificio cinquecentesco, ma è un problema che si riverbera, come ci spiegheranno anche gli intervistati, un po' su tutte le RSA del Veneto e d'Italia. Vi faccio ascoltare allora i due intervistati nel montaggio che ha preparato per voi Stefano Bozzi. Preoccupano i bilanci delle partecipate? Assolutamente sì, alcune partecipate che abbiamo che sono Sersa e Sportivamente preoccupano per diversi motivi. La Sersa per un motivo semplice che c'è una mancanza anche di personale, perciò questo personale riduce anche il numero degli ospiti e riducendo il numero degli ospiti è chiaro che aumenta il debito che noi dovremo andare ad affrontare. Mentre per Sportivamente diciamo che siamo preoccupati un po' meno, ma siamo preoccupati lo stesso perché gli aumenti delle tariffe energetiche, soprattutto per quanto riguarda la piscina, sono andati oltre quello che era la previsione. 5 anni in sesso e il bilancio preoccupa? Preoccupa la sostenibilità del sistema in generale, quindi certamente sì, il bilancio economico in questo momento è un motivo di preoccupazione, ma non lo è perché è legato a delle dinamiche specifiche della nostra realtà, lo è perché in questo momento la carenza del personale, inizialmente il personale infermieristico, adesso anche il personale OS e l'incidenza dei costi energetici naturalmente creano un elemento di forte disequilibrio nel sistema dell'offerta. Quindi per la casa di riposo che futuro, che strada da percorrere? Allora, il futuro è semplice, noi siamo attenti al sociale, perciò dobbiamo dare una mano assolutamente. È chiaro che il piano è che già diamo ogni anno 405.000 euro per appianare alcuni i debiti. Abbiamo messo bilancio, nell'ultimo bilancio, altri 150.000 euro perché il bilancio di previsione 2022 parla di meno 692.000 più i 405 più i 150, perciò stiamo parlando oltre il milione di euro. È chiaro che bisogna trovare delle soluzioni che noi abbiamo chiesto al Presidente e alla Sersa che ci dessero i centri di costo, cioè noi abbiamo all'interno delle aree in cui bisogna capire dove sono aree che non hanno la possibilità di essere sostenibili da parte del Comune. Oppure bisogna chiedere alla Regione, in questo caso l'USL, perciò la Regione, la parte sociale della Regione, che ci diano una mano, perché noi in questa situazione, anche se spegnessimo le luci
di tutta la città per 6 mesi, non riusciremo mai a coprire queste spese. Se si riempissero tutti i posti, cambierebbero le cose? Cambierebbero certamente e in questo momento la presenza di posti liberi, ecco, per dare un dato, ad oggi sono 220 i posti vuoti nel complesso delle case di riposo della provincia di Belluno, quindi siamo già arrivati a un livello in cui le case di riposo stanno chiudendo di fatto, semplicemente sono chiuse parzialmente, ecco, in una distribuzione sul territorio. Cambierebbe, però rimarrebbe comunque la sfida, in questo momento molto preoccupante, dei costi energetici, a fronte della quale non abbiamo particolari certezze come nessun'altra categoria produttiva del resto. Ci sono posti liberi perché non c'è richiesto o le famiglie avrebbero bisogno di collocare i loro cari? Ad oggi la graduatoria di attesa per l'accesso a un posto letto nelle case di riposo ha ancora delle persone che aspettano di poter spendere la propria impegnativa di residenzialità, però c'è stata una contrazione evidentemente durante il periodo della pandemia, per cui la consistenza di queste persone, di queste famiglie si è ridotta. Probabilmente tra i vari effetti che il periodo pandemico ha portato con sé c'è stata anche la scelta per molti nuclei familiari di tenere in casa, nella gestione diretta familiare, probabilmente tutti quei casi non così bisognosi di assistenza che prima comunque venivano affidati alle cure dei centri di servizi per anziani e che adesso, per magari logiche legate allo smart working, piuttosto che anche perché qualcuno magari ha perso una fonte di reddito e quindi è da un lato disponibile e dall'altro anche non in grado di corrispondere la quota alberghiera, piuttosto che comunque trovi utile mantenere in casa all'interno dell'economia familiare anche l'indennità di accompagnamento alla pensione della persona anziana. Come vedete si tratta di un mosaico molto complesso, ma continuiamo a raccontarvi questa domenica a Nord-Est. Ci sono anche le buone notizie, c'è anche la voglia di festeggiare, la voglia di ritrovarsi, di fare comunità e per certi versi lasciarsi un po' alle spalle, almeno per qualche ora, tutte queste difficoltà, e c'è voglia di ritrovarsi a Montebelluna, dove manca una settimana esatta al Palio di Montebelluna. Siamo collegati con Nicola Palumbo, che è presidente dell'ente Palio. Buongiorno Palumbo. Salve a lei, salve Cristian, salve a tutti. Come va? Bene, spero, no? Non ci sentiamo da un po'. Procede tutto bene, è un piacere ritrovarla soprattutto in queste vesti. Lei è stato per molto tempo, è il nostro consulente aziendale di fiducia, ci dà sempre la fotografia puntuale ed esatta del mondo delle imprese, però insomma lei è impegnato nel volontariato ed è presidente dell'ente Palio, che si prepara a vivere una manifestazione da record. È così, ci spieghi un po', ci dia qualche numero. Si spera, insomma, si spera, poi chiaramente il meteo comanda in questi casi. Comunque siamo pronti, io sono nella piazza centrale Marconi, dove c'è la tensostruttura, dove c'è il palco, adesso non so se si riesce a percepire anche a livello video. Siamo pronti, la fatica di questi giorni è stata importante, perché come si può pensare l'emergenza Covid non ha solamente portato danni alla nostra vita, ma anche a tutte quelle aziende che hanno fatto degli allestimenti, delle strutture, il loro core business. Quindi abbiamo avuto qualche inceppo, ma oggi siamo, posso dirlo, presi bene, siamo pronti. Partiremo mercoledì 31 agosto con uno stand gastronomico aperto e molto fornito, con lo spettacolo che nella prima serata è veramente bello, perché abbiamo le 11 damigelle del Palio che si esibiranno per eleggere poi la damigella dell'edizione 2022. Giovedì un'altra serata dove presenteremo le squadre sia maschile che femminile. Mi faccia dire che il Palio Donne è la novità più bella e più ricca di energia di questi anni. Abbiamo 95 atlete che spingeranno un carro di 300 kg per un tratto di strada in salita di 1 chilometro, quindi insomma un bello sforzo. Il venerdì è la serata dedicata alla musica dal vivo, quindi abbiamo i Bengala Fire, la band che è del territorio nostro di Cornuda, che ha partecipato all'ultima edizione di X Factor, e poi Samuel, il frontman di Subsonica, che
sarà il grande ospite di questa edizione. Il sabato abbiamo tutto il giorno il mercatino storico a partire dalle ore 8 alle ore 19, le 11 contrade del Palio proporranno i loro prodotti tipici per tutto il giorno, quindi sempre qui in piazza Ceres e Marconi. E poi abbiamo dalle ore 15:30 le qualifiche, dalle 17, dicevo prima, il Palio Donne, alla sera ancora festa insieme a una serata hip hop con ospiti veramente eccezionali. La domenica poi è il nostro giorno, perché si parte fin dalla mattina alle ore 11 con la pesatura storica, alle 15:30 mi faccia dire una novità incredibile, perché la sfilata con oltre 1000 sfilanti per la prima volta non sale ma scende per ricordare i 150 anni dallo spostamento del nostro mercato cittadino. E poi dalle ore 17 la gara più attesa, quella che da 32 anni scalda gli animi del territorio e lo farà ancora. Siamo contentissimi perché dopo 2 anni di stop, l'anno scorso c'è stato un Palio un po' diciamo minore, anche se di comunque grande impatto, siamo pronti e siamo carichi, siamo convinti che ci potrà essere la grande risposta del pubblico come sempre, come solo il Palio sa dare sia alla nostra città che al territorio tutto. E Palumbo, si tratta di una macchina organizzativa imponente, importante, che fa leva soprattutto sul mondo del volontariato. Spesso ne abbiamo parlato di volontari, della pandemia, di come la pandemia abbia influito anche sul terzo settore, sulla volontà poi di adoperarsi anche per gli altri. Qual è il vostro stato di salute e ci sono giovani che vi aiutano? Nelle immagini ne stiamo vedendo tanti. Sì, abbiamo tanti giovani, sono maggioranza, siamo in 140 circa, di cui un 100-120 under 35, quindi insomma risposta del mondo giovane è una risposta che c'è e che è la base di questa manifestazione. Mi faccia dire che spesso i più giovani sono indicati come nulla facenti, pigri, che non hanno voglia, che non vogliono mettersi in gioco. Mi faccia dire che qui la risposta è importante. Abbiamo tanti ragazzi sia nelle contrade che poi nel mondo dell'organizzazione che sono in prima linea e sacrificano il tempo libero, le serate con gli amici, le ferie per poter essere qui e dare alla propria città 6 giorni veramente unici. Quindi siamo in tanti, questo significa che il terzo settore c'è, non solo per le manifestazioni come quella nostra, ma anche per aree anche più sensibili e importanti per la comunità. Spesso il terzo settore arriva laddove lo Stato, per motivi di risorse, di tempi, non può giungere, e quindi sempre di più un territorio che si fonda su queste persone che oltre ciò che fanno nella vita poi sono qui e sono sicuro che sarà un grande Palio. E chi non potrà essere presente fisicamente cosa potrà fare, Palumbo? Allora, questa è una novità estremamente bella per noi, importante. Domenica 4 settembre, il giorno della gara, ci sarà una diretta, la diretta ce l'avete voi su Antena 3, per cui l'invito chiaramente a tutti coloro che non potranno essere qui sulle nostre strade di accendere la TV, di collegarsi a Antena 3 e di assistere a uno spettacolo unico, perché sono 2 chilometri di salita che portano dal piano a Piazza Colonna. Si spinge un carro di 380 kg, sono 7 atleti, ce ne sono 5 contemporaneamente dentro il carro, e poi a metà percorso ne possiamo cambiare 2. È uno spettacolo, come si può vedere da queste immagini, che raccoglie tantissima gente. Però da quest'anno, insomma, anche per chi non dovesse essere qui, non potesse essere qui, c'è l'occasione di poter assistere tramite questa collaborazione che ci lusinga con voi, che insomma siete da sempre sensibili alle iniziative del territorio. Allora Palumbo, mi pare di capire che è una settimana tutta da vivere, fatta di tantissimi eventi, poi insomma ci sono anche dei big della musica, insomma si ritorna a far festa dopo 2 anni così un po' pesanti e un po' particolari. Sì, ne avevamo la necessità tutti. Sono le tipiche cose che 2 o 3 anni fa si pensava di aver perso. Chi nel 2020 a marzo-aprile
avrebbe poi pensato al ritorno di questi eventi. Eppure questo è il periodo, l'estate 2022 è il periodo della rinascita, di tante sagre, di tanti eventi, della tradizione, dei grandi eventi, grandi concerti. Il Palio si colloca proprio lì in mezzo, tra gli eventi della tradizione, le sagre, perché abbiamo un aspetto sagra estremamente ampio, e i grandi eventi. Siamo in questa interpedine che forse rende il Palio così unico. Siamo contentissimi, è una città che si rimette in moto, che lo fa non solo con i suoi aspetti più normali, abituali, ma anche in quelli più tradizionali. Per un attimo, per pochi giorni, potremo non pensare a ciò di cui parlavate prima, il caro vita, il caro bollette, che incide sulle nostre vite. E noi in questo senso abbiamo pensato, cercato, e penso che ce l'abbiamo fatta, di tenere molto bassi i prezzi per qualunque cosa. Vedere il Palio è accesso libero, assistere agli spettacoli è accesso libero, ma l'area gastronomica chiaramente ha i suoi costi. Abbiamo cercato di mantenere prezzi alla portata di tutti, perché è una festa e deve essere una festa per tutti. E questo è un impegno davvero importante. Palumbo, grazie davvero, in bocca al lupo a lei e a tutti i volontari, e buon Palio. Grazie a lei. E grazie a lei, grazie a tutti. Arrivederci e grazie. Salve. Adesso noi andiamo in pubblicità, abbiamo ancora tanto da raccontarvi, a fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questa domenica a nord-est. Fra qualche istante ci colleghiamo con Venezia per ritornare a parlare delle nozze di Federica Pellegrini, perché in questo weekend il gossip viene prima della politica, dico ai miei ospiti. Paolo Galeano, buongiorno, Partito Democratico, sindaco di Preganziol, Andrea Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite, ma che si presenta alle elezioni con la lista Noi Moderati. Penso ci sia anche Deborah Varaschin di Forza Italia in collegamento. Buongiorno Varaschin, assessore a Montebelluna. Però dicevo, questo è il weekend del matrimonio dell'anno a Venezia, quindi un aggiornamento, facciamo un bilancio con il nostro Lorenzo Maier. Andiamo in Laguna. Buongiorno Lorenzo, tu ieri c'eri, puoi dire che c'eri, eri presente. Com'è andata? Possiamo tracciare un bilancio finale? Buongiorno Cristian, ai nostri telespettatori, naturalmente anche ai tuoi ospiti. È andata bene, diciamo che meglio di così non poteva andare, nel senso che le nozze dell'anno erano state ampiamente annunciate, ampiamente precedute da un grande clamore mediatico. Diciamo che tutta questa attesa, compresi i 38 minuti di ritardo di Federica Pellegrini, che in barca è sempre stata fulminea, prima pista, bruciava tutti sul tempo, questa volta giustamente si è concessa un po' di pausa, e anche questi minuti di ritardo sono serviti a incrementare un po' tutta l'attesa, la curiosità che c'era in campo San Zaccaria. Pensate, centinaia di persone si sono radunate in campo all'esterno già 3 ore prima della cerimonia, quindi più o meno verso le 13 c'era già un grande affollamento di persone solo per attendere il passaggio della Divina, che si è fatta attendere ma che non ha deluso le attese. È arrivata con quattro damigelle che l'hanno scortata fino davanti alla chiesa, ha salutato all'ingresso, seppur brevemente risposto a un cenno di saluto. Invece poi al termine della cerimonia, che è stata celebrazione presieduta dal suo vecchio parroco di Spinea, Federica e suo marito Matteo Giunta si sono invece concessi ai fotografi e agli operatori che erano lì all'esterno in maniera molto più abbondante, sostando per diversi minuti anche per salutare un po' tutti gli ospiti convenuti che sono avvenuti. Tra gli altri abbiamo visto Luca Rulleri di Montezemolo, il presidente del CONI Giovanni Maragò, tantissimi sportivi e campioni del nuoto, tantissime anche televisioni dall'Italia e dall'estero, a testimonianza che Federica è una campionessa di Venezia e di Spinea, ma dell'Italia e oserei dire anche del mondo, per il suo esempio che ha dato a tutti. Poi la cerimonia è stata blindatissima, nel senso che nessuno poteva accedere alla chiesa se non ovviamente
tutti gli invitati, e poi tutti gli ospiti, per primi gli sposi, si sono trasferiti in questa isola delle rose veneziana, dove ha sede uno degli alberghi più lussuosi della città, il Marriott, dove si è tenuto il party, che era stato peraltro già preceduto nelle ore antecedenti al matrimonio da un brindisi con tutti gli invitati prima della cerimonia. Quindi grandi feste, e poi gli sposi hanno trascorso la loro prima notte di nozze al Danieli, dove lavora il papà di Federica, ricordiamo. Beh, comunque possiamo parlare di un matrimonio secondo proprio tradizione da un certo punto di vista. La sposa in ritardo. Secondo la sposa in ritardo, l'ingresso con il papà Roberto, che si è visto, è stato anche immortalato dalle immagini e le fotografie, visibilmente commosso, una celebrazione sentita, partecipata appunto dal parroco Don Agostino Genovese, che conosce Federica da bambina, perché l'ex parroco di Spinea, che ora pensate un po' è dalle vostre parti a Montebelluna, esatto, per cui a Montebelluna, certo. Un pezzo di Treviso e di Montebelluna della Marca, diciamo, anche in queste nozze lagunari, perché è stato lui proprio a presiedere la cerimonia e è stata molto partecipata. Purtroppo non ero tra gli invitati, diciamo, del party conclusivo, ma anche da qui arrivano notizie di un bellissimo party dove si è cantato, si è danzato e ballato fino a notte inoltrata, con un'accoglienza, un buffet di portate veramente raffinato. Insomma, possiamo solo immaginare. Grazie davvero, Lorenzo. Grazie a voi, buona domenica. E insomma, grazie al nostro Lorenzo Maier, perché insomma servono anche questi temi leggeri. Poi tra l'altro è la notizia che ha popolato, la notizia veneta che ha popolato un po' i media nazionali e internazionali in questo weekend. Poi insomma nell'estate della grande separazione tra Totti e Ilary Blasi, insomma, quindi fa parte di una narrazione estiva, insomma non ci sono solo i problemi che ben conosciamo. Tra l'altro diamo una scorsa proprio alle notizie del giorno a livello nazionale, con il Papa che apre la porta santa per la perdonanza all'Aquila. È il primo pontefice a farlo. Per ricostruire l'Aquila serve un impegno lungimirante, attenzione particolare alle chiese. Questo appunto il messaggio di Papa Francesco, che ha detto anche: nelle carceri ci sono tante, troppe vittime. Poi record di sbarchi a Lampedusa, l'hotspot è stracolmo, e quindi è diciamo è un fatto che irrompe anche sulla scena politica e elettorale. Poi c'è il caro energia, ovviamente, che divide i partiti. Calenda ha rilanciato il time out, Salvini, Meloni premier, decide Mattarella dopo le elezioni. Insomma il clima si sta surriscaldando, e partiamo proprio da qui, e non potremo partire da altro, sostanzialmente da questo allarme che sta coinvolgendo davvero tutti, famiglie, imprese, enti locali. Galeano, lei è sindaco anche di Preganziolo, può aggiornarci il quadro? Partiamo da un dato di fatto: per il suo comune di quanto stiamo parlando in termini di rincaro? In termini di rincaro noi abbiamo fatto la fotografia della situazione e abbiamo preparato una variazione di bilancio che poi abbiamo portato in consiglio comunale fra giugno e luglio, in cui abbiamo destinato a avanzo libero le risorse che dovevano essere impegnate su altre opere per la comunità e cose varie, per un importo pari a 650.000 euro. Quindi un aumento triplicato dei costi di energia rispetto a quello a cui eravamo abituati. Se a questo si sommano i rincari dei subiti in alcuni cantieri che dobbiamo portare avanti perché sono comunque legati a contributi, la realizzazione delle scuole, la messa in sicurezza sismica, arriviamo a circa 1,5 milioni. Questa è la fotografia a luglio. Adesso la situazione sta ulteriormente peggiorando e stiamo cercando di fare delle proiezioni verosimili, anche se qui la sfera di cristallo ci vorrebbe per
per provare a immaginare che cosa sarà fra qualche mese e quali saranno i numeri precisi. La situazione del Comune quindi è abbastanza chiara, è di difficoltà e nel momento in cui prepareremo il bilancio di previsione, quindi fra ottobre e novembre, saremo sinceramente in difficoltà, se le cose non cambieranno, per garantire tutti i servizi che siamo soliti garantire alla nostra popolazione in termini di aiuti, in termini di proposte, in termini di attività, così come ho letto anche questa mattina le dichiarazioni del sindaco Mario Conte di Treviso. Certo. Tutti gli altri comuni si trovano a fare. C'è il Comune che è in difficoltà, lo sono le famiglie, lo sono le imprese. Questa falce dei costi energetici sta arrivando dritta dritta sulle ginocchia di tutti quanti, in un momento in cui si poteva tranquillamente ricominciare a correre dopo le difficoltà della pandemia e le incertezze legate alla guerra. E io ieri sono stato alla festa del peperone a zero branco, sì. C'era il ministro D'Incà, c'erano altre autorità. Questa mattina sono stato al Bosco delle Penne Mozze con gli alpini, un ex presidente che ha parlato. Gli appelli che sento da parte di tutti sono: ok, la realtà è complessa, quello di cui abbiamo bisogno è persone che ci governino con responsabilità e che sappiano dialogare fra loro. La complessità richiede un approccio serio alle problematiche e il fatto di saper dialogare. La verità ce l'ha un po' uno, la verità ce l'ha un po' l'altro, ma è tutti insieme che dobbiamo andare avanti, saper trovare la giusta unità per fare gli interessi della gente e non quella delle singole parti. Tra l'altro tra poco sentiremo il sindaco Conte, sentiremo anche le parole spese dal ministro D'Incà ieri alla sagra del peperone. Varaschin, lei è assessore a Montebelluna, partiamo proprio dalla fotografia. Cosa sta succedendo invece nelle casse, per le casse comunali a Montebelluna? Anche voi avete gli stessi problemi di Preganziol e di tanti altri comuni della Marca? È inevitabile che anche qui ci siano gli stessi problemi, i conti ancora non sono stati, o almeno io sono stata in ferie qualche giorno, quindi non ho ancora io personalmente una visione concreta di quelle che sono le difficoltà, ma è evidente che con questo aumento dei costi ci saranno anche nel nostro comune 32.000 abitanti, con i servizi, l'illuminazione e tutto quello che ci va, è inevitabile che ci saranno dei rincari. Adesso bisognerà capire e mettere mano, come ha ben detto il sindaco di Preganziola, ai bilanci e capire come andare a pagare le bollette che arriveranno e quello che è necessario. Una grossa partita è quella, come già detto sempre dal sindaco, quella dei materiali, quindi di tutti quei cantieri che sono attivi, che devono essere portati a conclusione o che devono ancora partire e che vedono slittare la partenza o la conclusione, perché purtroppo il rincaro dei materiali è stato considerevole e le imprese vincitrici degli appalti si trovano in difficoltà e a dover chiedere un incremento rispetto al budget appunto stanziato inizialmente. Ecco, questi sono tutti temi molto concreti e mi piace partire da qui. Voi siete sì schierati in campagna elettorale, ma siete amministratori nel caso di Galeano e di Varaschin, o imprenditori come nel caso di Andrea Aiello. Io partirei proprio dalle ultime bollette che ha ricevuto. Sì, ormai i dati sono confermati per tutti quanti, quelli che già vedevamo a marzo del 2022, ovvero ormai chiunque riceva una bolletta in questi ultimi giorni la trova almeno triplicata. Era una notizia che riguardava solo alcuni, appunto, quando abbiamo cominciato a parlarne, certo, tra gennaio e marzo. Ormai il trend è uguale per tutti quanti e soprattutto sta iniziando a salire ulteriormente questo gap. Inizio a ricevere bollette di associati che sono aumentate anche del 350% e ovviamente con l'inverno alle porte diventa un vero e proprio motivo di ansia, perché poi di contro c'è anche un calo che c'è stato soprattutto nelle ultime settimane di lavoro, perché ovviamente le bollette, certo, non le ricevono solamente gli imprenditori, ma le ricevono anche i cittadini, che oggi iniziano appunto a dover fare i conti con le utenze, magari con i climatizzatori accesi dell'estate, e iniziano di nuovo a rinunciare a una cena o a un acquisto in un negozio, come accadeva durante il lockdown, quando non la ricevevano, certo, la busta paga piena. Diciamo che chi ha potuto è andato in vacanza, ha speso quello che doveva spendere, adesso magari si ritrova con il fiato corto, questo, esatto, è il tema. E con la differenza che per quanto sia sicuramente incisivo un aumento delle bollette per un'amministrazione locale, perché comunque comporta appunto poi tagliare alcuni servizi e dare dei servizi ai cittadini, per un'impresa
queste bollette vogliono dire il fallimento, quindi non c'è più modo poi di risollevarsi in qualche maniera attraverso degli altri fondi o quello che può arrivare poi a livello regionale o statale. Quindi un'azienda che oggi si trova a delle bollette davanti di anche svariate migliaia di euro, senza mai la possibilità di rateizzarle perché magari è già indietro di una bolletta precedente, rischia di avere un'ingiunzione nel giro di pochi giorni, di poche settimane e di dover poi appunto chiudere baracca e burattini. In Veneto molte imprese sono piccole, sono ditte individuali, non sono appunto garantite da dei capitali e di conseguenza poi a ruota si porta giù tutta quanta la famiglia che è intestataria dell'azienda. E questo è il tema. E poi gli stessi comuni, gli stessi enti locali che hanno la medesima problematica fanno fatica ad aiutare le imprese e le famiglie, quindi siamo al cortocircuito. Riavvolgiamo il nastro e ritorniamo alla sagra del peperone ieri mattina, sostanzialmente che è uno degli eventi principali della Marca. Erano presenti diversi sindaci e ne abbiamo sentito alcuni. Partiamo da Mario Conte e ci sono poi le parole anche di Federico D'Inca. È un periodo particolarmente delicato e complicato, ce lo aspettavamo, non pensavamo di queste dimensioni, però un sindaco ragiona esattamente come un buon padre di famiglia e quindi le stesse difficoltà che oggi stanno vivendo le famiglie, le stanno vivendo le amministrazioni locali che si fanno carico dei costi energetici delle strutture comunali, quali gli uffici, quali le palestre, quali le scuole, e quindi anche da questo punto di vista dovremo fare delle scelte di razionamento di quello che è il servizio compatibilmente con quelle che sono però le esigenze degli alunni, degli sportivi o dei dipendenti comunali che devono essere garantiti nel loro posto di lavoro. La parola razionamento non è più un tabù e così gli stessi sindaci dovranno fare delle scelte anche drastiche: riscaldamento nelle scuole, impiantistica sportiva, illuminazione pubblica, mezzi di trasporto. Bisognerà decidere dove, come, quando tagliare o contingentare. La coperta giorno dopo giorno diventa sempre più corta per tutti. Se c'è un'istituzione che oggi deve mettere mano al portafoglio per sostenere le comunità è certamente il governo uscente, e immediatamente il governo entrante dovrà prendere per mano questa situazione che è davvero molto complicata e che rischia di generare una crisi sociale davvero molto spaventosa. Che la fase storica sia delicata lo ha sottolineato in mattinata a Zero Branco nel corso della cerimonia inaugurale della sagra del peperone il ministro uscente Federico D'Inca. Io faccio un invito a tutte le forze politiche: unità, non c'è altra possibilità. Abbiamo da affrontare momenti difficilissimi nel corso del tempo, non sarà facile, non sarà un ottobre facile, non sarà novembre facile, siamo davanti a un momento storico difficilissimo e dobbiamo essere uniti. Le comunità locali lo sono nel volontariato, lo sono nelle amministrazioni comunali, diamo il buon esempio. Vi chiedo questo che diciamo un ultimo desiderio forse, ma lo chiedo a tutti quanti: unità e forza e collaborazione. Uno sforzo all'unità nel pieno della campagna elettorale, quindi, almeno per consentire all'esecutivo Draghi di prendere le decisioni più urgenti, un concetto che ribadisce lo stesso Conte allargandolo davvero a tutti. L'appello che faccio alla comunità è quello di rimanere compatti, di unirsi. Chi può aiutare il vicino di casa lo faccia, così come il comune aiuterà tutti quei cittadini che saranno in difficoltà compatibilmente con le disponibilità che avremo, perché ricordo che abbiamo ereditato una comunità che ha visto quintuplicare le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà dopo la pandemia, e oggi dobbiamo affrontare un'altra crisi sociale, economica, legata appunto all'aumento dei costi energetici e ai costi delle materie prime. Però da comunità riusciremo ad affrontarlo e soprattutto supereremo anche questo periodo. Caro energia che spinge nel vivo la campagna elettorale con una stangata d'autunno che si preannuncia da 711 euro a famiglia, questo tra settembre e novembre, quindi un vero e proprio salasso. Calenda ieri è tornato a chiedere un time out per supportare il governo a varare misure comuni, poi avete sentito anche questo appello all'unità del ministro uscente Federico D'Inca. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia spronano l'esecutivo su nucleare rinnovabile. Chi ha fatto cadere Draghi non può chiedere nulla, afferma invece da parte sua Letta. Quindi questo è il quadro. Prima appunto avete scattato una fotografia da amministratori o da imprenditori, adesso nelle vesti di politici, candidati alle elezioni. Vi chiedo, come si esce da questo cortocircuito? Sindaco Galeano, Partito Democratico. Io penso che
due siano le priorità che abbiamo, al di là dei puntuali interventi, prelievo sull'extragettito delle aziende, il tetto al prezzo, ci sono azioni puntuali che si possono portare avanti, ma due sono le priorità. Uno, il metodo fra i politici a cui siamo chiamati. Il time out di Calenda, anche se non c'è la sospensione della campagna elettorale, deve avvenire invece su quelli che sono i toni con cui ci si confronta. L'unità richiamata da D'Incà, noi dobbiamo mettere il nostro paese nelle mani di persone serie e responsabili che sappiano dialogare non per il consenso della propria parte politica ma per il bene della nazione, e di questo purtroppo c'è grossa penuria, cioè siamo stati davvero latitanti per decenni e quindi su questo ci vuole un segnale preciso, puntuale e immediato. Due, invece, nel merito. C'è stato anche qui uno scontro fra i vari rappresentanti, Calenda, Letta, Salvini, la Meloni. Io penso che il mercato lasciato da solo porti a queste situazioni, nel senso che laddove qualcuno si prende la libertà di fare grosse speculazioni, come sta avvenendo adesso in ambito energetico, perché oltre alla guerra tutto il resto è dettato da grosse speculazioni, dal fatto che qualcuno sta facendo tantissimi utili sulle spalle, ripeto, e sulle ginocchia di tanti, il mercato lasciato da solo in queste situazioni non può che portare a questo. Quindi si deve nazionalizzare. Allora, siccome anche qui la risposta, per esempio, che da Calenda o qualcun altro dice no, ma se noi nazionalizziamo le multinazionali vanno da altre parti, la risposta deve essere sovranazionale. Il percorso che stava portando avanti il governo Draghi era preciso di trovare a livello europeo intanto un'intesa, perché o si fa squadra a livello internazionale, sovranazionale, altrimenti queste cose non si governano. Purtroppo adesso a livello internazionale governano i soldi e non la politica, e quindi gli interessi di pochi sulle spalle di tanti, e noi questa cosa la dobbiamo invertire. È una cosa grande, sì, ma è la priorità, e se queste cose non si invertono, ripeto, gli speculatori quando gira il pallino hanno il monopolio, possono fare il brutto e il cattivo tempo, ripeto, sulle spalle dei cittadini, delle imprese, degli enti locali, quindi delle nostre comunità. Pensaiello condivide questa ricetta di Galeano da moderato? Sì, diciamo che sicuramente la supervisione sui prezzi a livello anche europeo deve essere messa in piedi, attuata subito. Io ho avuto modo di collaborare alla discussione sul decreto concorrenza poche settimane fa, e una delle cose che ho chiesto a gran voce è che si affiancasse all'ARERA, che fa una verifica ex post dei prezzi dell'energia, anche un nuovo organo che vada a fare una misura ex ante, magari composta dalle stesse associazioni dei consumatori, proprio per verificare, prima che vengano inseriti i prezzi all'interno delle bollette, quali sono i prezzi d'acquisto della materia prima e poi la ridistribuzione al cliente finale, perché con un controllo ex post si arriva sempre troppo tardi e nel frattempo i danni si sono già fatti. E poi c'è un'altra cosa che io ho sempre sostenuto, ne avevo parlato qua anche diverse volte come presidente dell'associazione, ma alla fine come persona che cerca un attimo di informarsi e di trovare delle soluzioni concrete, perché sai che a me piace parlare sempre poi di soluzioni concrete ai problemi che evidenziamo. L'Unione Europea ha attivato una nuova direttiva, la 542, proprio nel 2022, mettendo anche l'IVA nelle bollette, anche l'IVA è un percentuale che si può scendere e si può abbassare, mentre normalmente non era previsto per l'energia elettrica e per il gas. Proprio per questo motivo noi abbiamo chiesto e continueremo a chiedere a gran voce che ci sia un taglio, una riduzione sostanziale dell'IVA nel gas e nell'energia elettrica, perché è l'unica aliquota che è proporzionale al costo dell'energia. Se domani a ottobre, a novembre ci troveremo un nuovo aumento dell'energia, avremo in questa maniera un maggiore sconto poi sul cliente finale. Questo tra l'altro comporta anche un vantaggio per lo Stato, perché perderebbe solo il gettito della famiglia, che comunque è quello inferiore, quello minore per le casse statali, in quanto poi alle aziende l'IVA ricordiamo che viene restituita dopo 6 mesi, dopo 8 mesi. Il problema è che le aziende non arriveranno mai a 6-8 mesi a poter avere un rimborso dell'IVA che paga oggi. Per l'impresa è importante non anticipare oggi questo 22% di IVA sulle bollette, trovarsi un effettivo sconto del 22% e poter poi appunto pagare con più serenità, anche perché l'unico intervento che hanno effettuato oggi, cioè l'eliminazione degli oneri del sistema,
quando le bollette erano aumentate del 200% incidevano un 5-7%, oggi che le bollette sono aumentate del 300% incidono meno del 3% sul costo effettivo della bolletta, quindi non è uno sconto, diciamo, ma è un toglierci gli spiccioli dal conto finale. Il fiato è già corto, quindi esatto, probabilmente non si può attendere nemmeno l'esplicarsi di questa misura. Un denominatore comune che vedo comunque nelle vostre analisi è il ruolo dell'Europa. Un governo non può prescindere, il governo che sarà non può prescindere dall'Europa, così dicono Galeano e Penzaiello. Varaschin. Credo che abbiano ragione, anzi credo che l'Europa avrebbe dovuto intervenire prima. Questa crisi era prevedibile e annunciata da tempo, magari non così importante, però era annunciata. E credo che l'Europa avrebbe dovuto muoversi per tempo. La guerra in Ucraina credo sia una delle tante cause che hanno provocato questi rincari, ma come diceva prima il collega, credo che bisogna fare attenzione, ma molta attenzione a quelli che sono i ricavi di quelle aziende energetiche che in questo momento è vero che sono ricavi, non sono utili, però ci sono, e se non è bello andare a vessare, a tassare, però credo che da parte loro sarebbe quantomeno auspicabile che incominciassero a mettere mano su quello che sono i loro ricavi e anche i loro utili e cercare di venire incontro alle imprese e alle famiglie. È un circolo vizioso che si è innescato questo, perché se le famiglie non spendono, le aziende non producono, non si può comprare. È un circolo vizioso. L'Europa deve fare la sua parte. Ricordiamo che è stata latitante già con la pandemia, non è riuscita a fare un blocco unico. Io spero che questa volta i vari Stati non portino a casa risultati solo per se stessi, come è già avvenuto, ma cerchino di pensare concretamente ad unità europea, ad un'Europa federale finalmente che possa portare a casa i risultati concreti per i propri paesi e i risultati per le proprie popolazioni, pur distinguendo le varie tipologie, diciamo quello che è la popolazione, quelle che sono le peculiarità del singolo Stato. Io mi auguro veramente che ci sia più Europa nel mondo, però non più Europa solo in Italia, ma più Europa nel mondo, quindi un'Europa unita, federale, che possa portare a casa dei risultati e affrontare il futuro, che non sarà per nulla facile, da quanto stiamo vedendo in questi giorni, per chi ci vive. La prima dichiarazione politica di peso della giornata la possiamo vedere, questa di Di Maio che va a lancia in resta all'attacco. Le destre bruceranno i risparmi degli italiani. Salvini e Meloni, dopo avermi insultato per giorni, oggi hanno scatenato contro di me i giornali di riferimento e via discorrendo. Gli italiani devono sapere cosa succederà il 25 settembre, quindi torna sul discorso del rischio isolamento con la destra al potere sulla tenuta dei conti pubblici. Tra l'altro nei giorni scorsi c'erano state in merito delle dichiarazioni di ampia rassicurazione da parte di Giorgia Meloni. Varaschin, come commenta proprio a caldo questa prima dichiarazione politica di giornata di Di Maio? Credo che non ci sia nulla da commentare, si commenta da solo Di Maio. Credo che chiunque abbia avuto modo di sentirlo, di parlarci, si commenti abbastanza da solo. Abbiamo un programma di coalizione, un programma per ogni partito, che all'interno non c'è scritto in nessuna parte l'esclusione dell'Europa, l'estromissione dell'Europa, andare via dall'Europa, anzi c'è una modalità diversa di vedere l'Europa, magari che non è quella di essere sudditi, ma di essere di partecipare attivamente a quelle che sono le attività, di quello che è il programma, di cambiare questa Europa perché diventi più protagonista a livello internazionale e che i paesi trovino quella sinergia tra di loro per portare dei risultati concreti. Credo che Di Maio non abbia altro a che fare che screditare le altre formazioni politiche, perché purtroppo la sostanza è poca. Galeano, Di Maio è alleato con il suo impegno civico del Partito Democratico e dice appunto quello che abbiamo letto. Lei condivide questa impostazione? Le destre bruceranno i risparmi degli italiani? Diciamo che al di là dei modi crudi, le preoccupazioni, provo a cogliere le preoccupazioni sono sottostanti, che sono quello di vedere delle proposte elettorali che diminuiscono le entrate e aumentano le spese, andando sostanzialmente
sicuramente a aumentare quello che è il disavanzo in una situazione di debito già molto critica per l'Italia. Ecco, io penso che quella della campagna elettorale su questi toni è un film già visto e gli italiani ne abbiano le scatole piene di sentire promesse dopo decenni e decenni in cui, se metà di quelle parole si fosse realizzata, probabilmente saremmo un problema più strutturato, un paese più strutturato e migliore. Quindi ripeto, provo ad andare al fondamento di quelle preoccupazioni, che sono appunto delle promesse fatte solitamente con l'aumento del disavanzo e del debito per il nostro paese, e poi ricordiamocelo, perché nei programmi è vero scriviamo di tutto, ma dobbiamo stare attenti poi anche alla coerenza delle parole che seguono quelle che scriviamo nei programmi. Se abbiamo bisogno di rassicurare tutti i partner nazionali e internazionali sul fatto che Giorgia Meloni non prenderà scelte contrarie alla permanenza dell'Italia in Europa o alla permanenza all'interno dell'euro o sui cambiamenti climatici o altre tematiche che stanno condizionando la nostra quotidianità in maniera pesante, è perché probabilmente si è dato fondamento anche a queste convinzioni. Quindi i timori, le dice, dell'establishment internazionale, diciamo che non sempre è stato fatto di tutto per convincersi assolutamente che Giorgia Meloni ha sempre voluto rimanere in Europa e di più del programma del centrodestra? La flat tax, l'abolizione totale del reddito di cittadinanza come lei ha toccato Meloni? Due temi, per esempio, che sono quelli insomma più distintivi. Il reddito di cittadinanza, su cui mi permetto di fare chiarezza e un po' di memoria storica, votato dal governo giallo-verde, quindi da Salvini e da Di Maio con il Conte 1. È una misura su cui noi pensiamo che vadano fatti dei correttivi, sicuramente, perché le storture che sono emerse in questi anni sono evidenti, però è una misura che in determinati casi sociali dà una mano. Quindi l'annullamento del reddito stesso non è secondo noi la soluzione, il migliorarlo sì. Non dobbiamo supportare politiche assistenzialiste, ma che diano lo spazio per progetti con le persone che effettivamente vogliono mettersi in gioco. Sulla flat tax lo stesso. Allora bisogna cavillare per dire che non è incostituzionale, per trovare una sua legittimità, e va bene, lì la possiamo anche trovare, però che in un momento storico in particolare come questo, dove abbiamo tantissimi, cioè si sta ampliando il ceto della nostra società in difficoltà, andare a proporre un regime fiscale, un quadro fiscale in cui le fasce più povere pagano di più in proporzione rispetto a quelle più abbienti, mi sembra un controsenso totale. Mi sembra lisciare il pelo solo a una parte dell'elettorato senza tenere conto di quella che è la difficoltà generale del Paese. Noi moderati si schiera con il centro-destra più volte, con Penzaiello nella sua veste di presidente di Veneto Imprese Unite, per esempio abbiamo parlato di reddito di cittadinanza. Rimanendo su questi due punti, quindi reddito di cittadinanza e flat tax, qual è la vostra posizione? E diverge in parte da quella degli altri alleati di centrodestra? Ma diverge, ma non troppo in realtà, nel senso che io ho avuto modo di parlare di reddito di cittadinanza anche con il senatore De Carlo, ad esempio, di Fratelli d'Italia, non molte settimane fa, e tutti quanti si è convenuti che di per sé è uno strumento che tuteli chi veramente è in difficoltà, è necessario. Quindi la cancellazione completa del reddito di cittadinanza può non essere una soluzione, o quantomeno, se ci fosse, andrebbe poi sostituita con una serie di ammortizzatori veri, seri e controllati, soprattutto nell'elargizione, per chi poi ne ha realmente problema. Però i fondi del reddito di cittadinanza vanno utilizzati per aiutare l'inserimento nel mondo del lavoro di chi oggi è a casa, e non per dargli motivo di non immettersi appunto nel mondo del lavoro, e magari anche per aiutare le aziende a sostenere le spese di una nuova assunzione. Il nostro progetto, ad esempio, appunto prevedeva proprio quello di utilizzare parte dei fondi del reddito di cittadinanza per implementare lo stipendio di chi viene assunto oggi a stage, perché anche gli stage sono purtroppo un neo che sta rovinando il mondo del lavoro e che allontana molti giovani dal mondo del lavoro, perché si troverebbero a lavorare 40 ore per 450 euro se gli va bene.
per mettere un po' un tampone a questa situazione qua, se l'azienda continuasse a investire questi 450-500 euro sul lavoratore, ma il resto del compenso venisse dato con i fondi del reddito di cittadinanza, si aiuterebbe sicuramente molti più giovani a muoversi e quindi a scendere magari da questo 25% di disoccupati quindi che abbiamo in Italia. Il reddito di cittadinanza va andrebbe reinvestito dato appunto per favorire il mondo del lavoro, per rigenerare ricchezza, perché comunque anche con il reddito di cittadinanza, che al massimo arriva a 900 euro al mese, uno non può permettersi una vita con cui poi inizia a generare ricchezza andando a spendere nei locali, nei negozi. Certo. Quindi c'è necessità di una compartecipazione, di una retribuzione a basso impatto per le aziende e una retribuzione. E la flat tax, 10 secondi poi andiamo in pubblicità. La flat tax, è stato spiegato più di una volta, andrebbe ad aiutare le imprese che fatturano 100.000 euro, quindi non è di sicuro in questo momento uno sgravio per le grandi aziende, non è un modo per ripulire i conti invece di chi prende meno, ma per aiutare quei piccoli artigiani, quelle piccole imprese personali che oggi si trovano in difficoltà e soprattutto metterli in condizione di pagare le tasse, perché oggi le tasse non si pagano, soprattutto per le piccole aziende, perché si vuole evadere, ma perché quando arriva il 22 di agosto non si hanno i fondi in conto corrente per pagare una tassazione che supera il 30%. Quindi in questo momento aiuterebbe anche lo Stato a generare più introiti, permettendo a più aziende possibili di pagare le tasse. Ci fermiamo qualche istante, 2 minuti davvero, a fra poco. Di nuovo in diretta per il nostro dibattito politico, sono rimasti con me Paolo Galeano, Partito Democratico, Andrea Penzaiello, noi moderati, Deborah Varaschin, collegata via Skype, Forza Italia. Io partirei da questa dichiarazione di poche ore fa, un video del leader politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che si rivolge così ai ragazzi parlando della proposta di Matteo Salvini sulla leva, sulla reintroduzione della leva obbligatoria. Occhio ragazzi, voi pensavate che i problemi di voi giovani fossero disoccupazione, precariato, affitti, mutui alle stelle. Nulla di tutto questo. Per Salvini il problema è che non c'è più la leva militare obbligatoria. La vuole reintrodurre, quindi tutti voi in fila a fare di nuovo il militare per un anno. E guardate che gli amici di Salvini, gli amici di Meloni in Polonia si sono mossi in questa direzione. Hanno introdotto obbligatoriamente nelle scuole l'insegnamento della disciplina militare e dell'uso delle armi. Peraltro questo progetto è in controtendenza rispetto a quelle che sono le istanze degli esperti che dicono che gli eserciti moderni non hanno bisogno di quantità, ma di qualità, competenza e sempre maggiore professionalità del personale. Queste le parole di Giuseppe Conte. Che cosa ne pensa Varaschin? Penso che forse ci sia un po' di confusione in Conte. Allora, la leva obbligatoria, quantomeno per quello che riguarda Forza Italia, l'abbiamo sempre vista di buon occhio, ma non come leva obbligatoria impostata come era una volta. Sicuramente credo che tanti giovani potrebbero fare del bene a se stessi e alla società impiegandoli in attività come quelle della protezione civile, del volontariato, un po' come quello che adesso è il servizio civile, che funziona molto bene. Non sicuramente un esercito fatto di vecchia maniera, questo magari anche no. Come dice bene anche lui, gli servono degli specialisti e magari ci sono quelle persone che hanno quella vocazione di fare quello come lavoro, poi anche molti di questi, ma impiegare per un anno, 6 mesi i ragazzi di una certa età a fare del bene per la società, impiegandoli in vari ambiti come quello appunto della protezione civile, di cui ce n'è un gran bisogno e che usiamo abitualmente per sopperire a tantissime carenze che anche le nostre amministrazioni comunali hanno all'interno dei propri organici. Credo che potrebbe solamente fare del bene a dei giovani che soprattutto in questo momento si trovano un po' spaesati dai punti di riferimento e dopo la pandemia hanno concentrato la loro attività soprattutto nel web
e credo che uscire da questo vortice che li porta spesso ad essere alienati rispetto a quella che è una realtà, una vita reale, possa solamente fare del bene. Quindi insomma lei riconduce la discussione su questo binario, non leva obbligatoria, strettamente intesa, quant'altro, ma servizio civile, impegno per la comunità. L'uso obbligatorio delle armi di Conte credo che abbia visto qualche fama. È una forzatura, lei dice. Il Far West non lo vedo proprio all'italiana, credo sia un po' passato di moda. Galeano, lei che tra l'altro è reduce, tra virgolette, da una mattinata con gli alpini. Certo. Perché poi il tema è sempre molto sensibile nel nostro territorio. Dove la discussione, così nelle poche parole che siamo riusciti a fare questa mattina con un po' di persone, con alcuni alpini stessi, anche l'ex presidente Corrado Perona, ha toccato anche questo tema, distanziandosi ovviamente. Adesso io non avevo sentito la dichiarazione di Salvini, quindi non so nel dettaglio se avesse parlato della leva militare o di servizio civile a disposizione. La soluzione, la proposta che si vede di buon occhio è quella di far fare ai ragazzi un periodo di servizio per le comunità, anche quelle più in difficoltà. Questa mattina si parlava per esempio della montagna con le dinamiche dello spopolamento e tutto quanto. Far conoscere ai nostri ragazzi, a quelli più giovani, alcune realtà, la vita particolare di alcune zone dei nostri territori può essere davvero utile per la loro crescita, per ampliare lo sguardo rispetto agli obiettivi meramente personali che ciascuno ha, no? Per contestualizzarli all'interno di comunità che hanno anche altri problemi e perché no, per rinvigorire anche un senso di appartenenza che è fondamentale proprio quando nei momenti di difficoltà dobbiamo darci una mano tutti quanti per andare avanti. Adesso se guardo anche al mondo dell'associazionismo nel mio comune, sono tantissime le persone che si danno da fare, ma sono tutte di un'età dai 50 anni in su. La vita di oggi, la frenesia lavorativa, le difficoltà economiche difficilmente permettono a dei ragazzi, a dei giovani di poter dedicare molto tempo alla vita della propria comunità. Il fatto di prendere un periodo che appunto non è quello col fucile in mano, perché è bene che ci siano gli eserciti professionisti, quelli insomma composti proprio da gente che quella cosa le sa fare e non da qualcun altro che in maniera insomma un po' dilettantesca si improvvisi a fare il militare, che ci sia qualcuno che si impegni però per il sostegno delle fasce deboli all'interno delle nostre comunità, male non fa. Quindi lei dice, quindi io evidenzio questa convergenza tra lei e Varaskin, quindi Partito Democratico e Forza Italia da questo punto di vista hanno un'idea abbastanza comune, mentre noi moderati, lei Aiello, cosa ne pensa? È assolutamente buonsenso, non si può che condividere questa idea. Ricordiamoci che già nelle scuole adesso c'è la possibilità di avere dei crediti formativi extra per delle attività extracurricolari. Sicuramente l'incentivo non è abbastanza forte da convincere abbastanza giovani effettivamente poi a partecipare a questa vita extrascolastica di impegno civile. Quindi trovare un meccanismo che li renda più partecipi di quello che è appunto l'associazionismo, il volontariato, permetterebbe di completare un'educazione che magari in certi momenti, anche a causa degli ultimi 2 anni di pandemia vissuti in maniera un po' drastica, può essere diciamo costellato di alcune lacune, soprattutto di vita sociale e di impegno all'interno della comunità. Dopodiché il video di Conte sembrava più il trailer del prossimo film che uscirà al cinema, quindi è mera campagna elettorale con attacchi personali, neanche secondo me una corrente, perché i giochi ormai sono questi. Ecco, qua vediamo un titolo per esempio del Fatto Quotidiano Online: Salvini vuole il servizio militare obbligatorio ma Berlusconi rivendica di averlo abolito, per questo i giovani dovrebbero votarci. Insomma, diciamo che lo spunto comunque è utile per tornare sul tema del servizio civile e quindi in qualche modo declinare poi la proposta in termini meno elettorali e molto più operativi, no? Al di fuori dei proclami da campagna elettorale. Però c'è da dire che si tende a estremizzare questo dibattito, queste elezioni. In tanti stanno parlando di un fatto storico. Alcuni analisti, mi pare Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, diceva: è una tendenza un po' italica a drammatizzare il momento delle elezioni, comunisti contro fascisti, adesso putiniani contro NATO, americani e quant'altro. Quindi insomma c'è questa
questa tendenza insita nel popolo italiano, soprattutto nella politica italiana. Però di elezioni storiche parla Silvio Berlusconi in uno dei suoi ultimi video. Pensiamo che le prossime elezioni del 25 settembre saranno davvero un appuntamento con la storia. Mi rivolgo in particolare a quei 23 milioni di italiani che secondo i sondaggi non hanno intenzione di andare a votare. E a loro voglio dire che da loro dipende la possibilità di garantirci un futuro più giusto, più sicuro, più prospero e una completa e vera libertà. Un appuntamento con la storia, Galeano, è davvero così? Beh, la gravità del momento politico che si è registrata con la caduta del governo Draghi ha toccato limiti davvero significativi che appunto non sono secondo me associabili alla storia recente che avevamo vissuto politicamente qui in Italia. Quindi sono sicuramente delle elezioni che arrivano in un periodo storico particolare per tutti i temi che abbiamo trattato prima e su come questi temi stanno incidendo nelle nostre comunità e per le nostre imprese. Dall'altra parte poi Berlusconi richiama gli potenziali astenuti, che sono appunto prevedibilmente molti, in maniera comprensibile anche se non giustificabile, nel senso che poi alla fine con il voto si decide e si seleziona la classe politica pur con il Rosatellum, perché per quanto siano i partiti a inserire i nomi nelle liste e questo crei distanza fra la politica e la gente, l'elettore ha una grandissima responsabilità di selezionare anche chi è il meno peggio, che in politica rimane comunque un valore, purtroppo, ma rimane un valore, perché affidiamo delle cose importantissime, le nostre comunità, i nostri risparmi, la nostra vita, i nostri figli, a chi governerà poi l'Italia. Berlusconi appunto fa un appello a quelle persone e quell'appello lo rivolgiamo tutti noi agli astenuti. L'appello che mi sento di fare io è, come dicevo prima, anche ai politici tutti, cercando di focalizzarsi sul bene del Paese, non su quello del consenso del proprio partito, come è stato in occasione della caduta del governo Draghi, dove invece sono stati anteposti gli interessi elettorali di pochi partiti rispetto al bene della nazione e alla stabilità di alcune politiche. E la seconda cosa, di cercare agli elettori di fare memoria, non lo dico pro o contro il Partito Democratico, pro o contro noi moderati o altri, ma di avere memoria. Nessuno di quelli che si propone sostanzialmente è un volto totalmente nuovo alla politica italiana. Giorgia Meloni ha governato per 3 anni dal 2008 al 2011 con Berlusconi, ministro della gioventù e robe varie. Dopo è arrivato il governo Monti, il Partito Democratico in questi anni lo è stato, Giuseppe Conte lo è stato per tutti i giorni dell'ultima legislatura, prima premier e poi comunque parlamentare, in una maggioranza di governo. Quindi gli elettori hanno gli elementi per fare le loro scelte. Ripeto, che sentano fortemente la responsabilità di questa scelta e poi siamo in mano loro e la democrazia insomma farà le sue scelte, come è giusto che sia. Mi piace perché lei l'ha toccata piano, diciamo che nessuno è vergine poi nella politica italiana. Di fatto no. Insomma stanno tentando di mascherare un po' le cose, ma poi alla fin fine nessuno è esente da responsabilità passate da ambo le parti. Penso a Iello, lei penso sia anche tra i più giovani candidati in terra di Marca e quant'altro. I giovani ritorneranno al voto? Si spera proprio di sì, anche perché sono le prime elezioni in cui i maggiorenni voteranno anche il Senato, ad esempio, quindi sicuramente in un periodo storico in cui hanno vissuto grosse limitazioni per la scuola, in cui sono stati fatti coinvolgere dai Friday for Future, c'è sicuramente un animo politico anche tra i giovani che sta sicuramente tornando a essere importante come qualche decennio fa. E appunto questa opportunità di farli arrivare a votare anche al Senato metterà sicuramente in moto anche tutto il loro settore. Si parla spesso sulla stampa in questi giorni, infatti, anche di le elezioni più social di sempre. Tutti quanti stanno facendo coinvolgere da Twitter, da TikTok e da tutti questi social che appunto cercano di comunicare con i giovani. Ai giovani però bisogna dare dei temi concreti, dei temi quotidiani, e bisogna iniziare a lavorare, a ragionare su una elezione politica sui termini quasi di un'elezione amministrativa, dove ci si trova davanti a dei problemi che abbiamo visto anche oggi, sono dei problemi alla fine condivisi da tutte le parti, e alle quali servono delle soluzioni che
siano fatte per il bene poi dei cittadini e non tanto per logiche di partito. Per questo penso che anche trovare una lista, un partito come il nostro, come Noi Moderati, che è formato innanzitutto da gente del territorio, negli altri partiti gente del territorio ne ho vista poca in questi giorni, e soprattutto da imprenditori, da cittadini che vivono il territorio, vivono le proprie aziende, di propri lavori, non vivono di politica, mette sicuramente l'elettore davanti a una persona più vicina rispetto a quello che hanno avuto magari negli ultimi anni, rispetto a quelli che mi sono trovato anch'io di fronte in questi anni quando andavo a parlare nei vari ministeri o dei sottosegretari, e riportare il cittadino all'interno e al centro di questo progetto politico può sicuramente trovare un buon consenso in cabina e poi una buona soluzione per la ricostruzione dell'Italia post pandemia. E Varaschina, lei tra l'altro conosce molto bene i giovani, è assessore all'istruzione a Montebelluna. Questi giovani ritorneranno, diciamoci la verità, perché Berlusconi parla di un appuntamento con la storia, ma insomma Berlusconi coglie il tema di queste elezioni. L'incubo è l'astensionismo per tutti i partiti e questa è una variabile davvero impazzita. Lei come li vede questi giovani? Interessati alla politica o no? In parte, ci sono dei giovani interessati alla politica e tendenzialmente sono anche quelli che poi si attivano molto nel sociale, nelle associazioni di volontariato del territorio, altri che invece non hanno, anche se maggiorenni da qualche anno, non hanno mai partecipato a nessuna votazione e continuano a non farlo. Probabilmente, come diceva il collega, il distaccamento della politica da quello che è il palazzo del potere, chiamiamolo così, al territori ha provocato dei grandi danni, ma soprattutto credo che i danni della politica li abbia provocati il fattore di trovarsi in situazioni come quella che stiamo vivendo adesso senza... Allora, io ho un po' d'anni, non sono proprio giovanissima, quindi posso dire che già da quando ero ragazzina io si sentiva parlare di buco dell'ozono, del problema dei combustibili fossili, ma in 40-50 anni non è stato fatto praticamente quasi nulla, al di là dei governi che hanno governato il nostro paese e dell'Europa stessa. Per cui credo che ai ragazzi servano dei progetti a lungo termine che diano a loro quella garanzia di poter programmare il loro futuro, di poter avere una casa, di poter fare una famiglia, di poter trovare un lavoro, di poter diventare anziani ed avere quella assistenza e quella garanzia di vita che oggigiorno i giovani fanno fatica ad avere. Quindi credo che la politica debba ritornare indietro, dobbiamo smetterla di vivere di emergenze, ovviamente c'è adesso un'emergenza e va affrontata nella maniera consona per poter essere risolta o quantomeno tamponata, ma la politica deve incominciare ad essere schietta con il proprio elettorato, che è la cosa fondamentale. Io credo che le promesse possono essere fatte nel momento in cui si ha la certezza che dietro c'è un progetto realizzabile, fattibile per il paese e per le persone che vivono nel proprio paese, che sicuramente all'interno, pur in compagini come quelle che vediamo adesso, che sono di politici di vecchio corso, come dicevano prima, ci siano però anche delle persone del territorio. Perché io trovo veramente disarmante che all'interno del Parlamento ci siano persone che sono lì da quasi 50 anni, che sicuramente sapranno fare bene il loro lavoro, ma se non affiancati da persone come quelle che abbiamo, come noi qui in studio, il sindaco, l'assessore, il referente di un'associazione di categoria del territorio, poco possono fare, perché lì è una dimensione, un mondo a sé stante e molto a parte. E la politica, fatta in questo modo, schietta, diretta e soprattutto senza raccontare balle per portare voti, potrebbe riportare i giovani a votare, quantomeno potrebbe dare quella speranza di poter avere un futuro migliore di quello che adesso stiamo vivendo e che abbiamo non programmato nei precedenti anni, nelle precedenti legislature. Varaschina, grazie. Penso che la sua posizione sia condivisibile, poi potremo aprire un dibattito molto interessante, lo abbiamo fatto nelle precedenti settimane, sulle posizioni utili o meno per il territorio. Galeano sorride, però è un sorriso un po' amaro, mi permetto di interpretarla, sindaco, però è così per molti, perché insomma è un tema, ma insomma è il 28 di agosto, mancano 26-27 giorni al voto e quindi insomma
les jeux sont faits, si va avanti, insomma c'è questa campagna elettorale che continueremo a raccontarvi. Grazie Galeano, Partito Democratico, grazie Penso Aiello, noi moderati, grazie Varaschin, Forza Italia, in bocca al lupo a tutti e tre. Noi rientriamo in diretta alle 19:30, grazie dalla regia, grazie ad Alessandro Granziera e Toni Esposito. Adesso il meteo, buona domenica. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Il nostro territorio continua ad essere interessato da una nuova fase instabile. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 28 agosto. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Aspettiamoci locali piogge intermittenti, dunque in vari momenti della giornata. Nella notte poi andrà via via migliorando. Temperature in lieve calo, minime tra 14 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo anche qui in genere nuvoloso, su tutta la regione possibili rovesci sparsi localmente temporaleschi. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Non cambia la situazione se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige. Avremo tratti soleggiati e nubi anche fitte, associate a rovesci e temporali sparsi, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.